Il Rimini travolge in rimonta l'Atletico San Paolo Padova con un fragoroso 4-1 che lancia i biancorossi di Cari verso la vetta della classifica, ora a -2 e occupata dal Piacenza. Dopo 4 minuti i gialloblu di casa erano passati in vantaggio con Antonelli, ma il Rimini non si è scomposto, creando numerose palle gol. Dopo una traversa di Berardi è arrivato il più dei 2 rigori trasformato da Pera. Uno strepitoso inizio di ripresa ha permesso ai biancorossi di portarsi in vantaggio e di chiudere il conto con altre 2 reti dello scatenato Pera e il sigillo di Tedesco. La cronaca. Pronti e via, gli spettri paiono tornati quando a quarto minuto l'incerta difesa biancorossa si addormenta, permettendo all'ex Matteini di schiacciare di testa e di servire Antonelli che di rapina infila l'incolpevole Dini. Da rivedere la posizione dell'ex Vicepesaro, ma in un pomeriggio di festa dovuto alla festa del settore giovanile locale i padroni di casa sognano l'impresa. Al 10° i veneti provano a pungere, Sambugaro cerca Marcolin ma la palla è leggermente lunga, sfuma dunque una pericolosa azione offensiva. Al 12° sospetto atterramento di Berardi in area avversaria, l'arbitro giudici sembra indicare il rigore, poi ci ripensa e invita l'esterno ospite a rialzarsi. 5 minuti più tardi a Rimini viene annullata una rete a richiuti dopo un pregevole scambio con Pera. L'argentino al 20° ci prova dalla bandierina chiamandola respinta il portiere Rosiglioni. Minuto 23, Berardi serve Pera, il tiro ciccato dall'attaccante diventa un assist al bacio per Richiuti, ma la retaguardia di casa si salva a fatica in corner, evitando il peggio. Il Rimini insiste, al 28° Pulci prova a farsi perdonare la disattenzione sul gol e di testa da un angolo battuto da Richiuti mette al lato. Al 34° Richiuti vince un contrasto e serve al centro Pera, splendida l'acrobazia dell'attaccante toscano, ma Rosiglioni blocca a terra. Al 36° Pera in posizione favorevole si gira dentro l'area di rigore e calcia a botta sicura, prodezza nuovamente di Rosiglioni che alza la sfera sopra la traversa. Il monologo biancorosso continua. Al 43° Berardi cerca gloria personale ma il suo colpo di testa si spegne sulla traversa. Porta dunque stregata, specie quando al 44° Pera cade in aria. L'arbitro lo ammonisce per simulazione, ma un minuto più tardi è Tedesco a procurarsi il rigore del pareggio. L'esterno viene steso in area di rigore. Pera si presenta dagli 11 metri e fredda Rosiglioni che tocca il pallone ma non evita il pareggio. 1-1 e palla al centro. Primi 45 minuti di gioco dominati dal Rimini. La ripresa inizia subito all'insegna dell'allegria per il Rimini. Festa pronta e champagne pronto quando Pera, servito da Richiuti, viene steso dal portiere Rosiglioni che nell'occasione viene ammonito e non espulso. C'è timore ogni qualvolta Pera casca in area di rigore, specie in questo caso che era stato già ammonito, ma questa volta trattasi di rigore vero e dal dischetto l'ex Poggibonsi spiazza Rosiglioni e fa 2-1. La festa del Rimini non ha fine. Al 51° Pera in contropiede su un sontuoso lancio di Tedesco si presenta tu per tu con Rosiglioni, siglando così il 3-1. Ma c'è di più, Richiuti chiama mano nella mano il compagno per festeggiare sotto la curva un amore ritrovato con i tifosi biancorossi. La scena evoca il ricordo di un Juve Milan del 98-99 terminato 0-2 per i rossoneri, con UEA che chiama Boban sotto la curva milanista. Momenti di gloria dunque, momenti di calcio vero. Al 56° arriva il poker con Tedesco che in area di rigore conclude con un bolide che colpisce il palo e si infila in rete. Al 66° Frebile va agito dall'Atletico San Paolo Padova sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Caco sull'esterno della rete. Al 90° Dini evita il secondo gol con una bella parata di piede sul tiro ravvicinato di Sambugaro. La gara termina qui, alla ricerca dunque della vittoria voluta, di cuore, di forza, di volontà. Forza dunque vecchio cuore biancorosso, ora sognare si può.